Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Dotaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Dotaviaggi ti propone 9 giorni e 7 notti in Madagascar, in viaggio di gruppo a sole 1.490 euro. Trattamento soft all inclusive, barca gratuita per l'isola di Sakatia con escursioni e avvistamento balene. Prenotazioni entro il 30 aprile, partenza il 16 ottobre con volo da Verona. Dotaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chions in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. Ritorna a Paramaggiore Show Motors, domenica 7 maggio dalle ore 9.30 alle ore 18.30 i migliori drivers del trofeo WISP si contenderanno la vittoria nel quinto circuito cittadino di Paramaggiore. Vivi la passione, ti aspettiamo per una giornata indimenticabile. Giovedì 11 maggio alle ore 18.30, alle ore 20 e alle 23 RTA1 trasmetterà uno speciale dell'evento. Il mare nel piatto in un'oasi incantevole. A Villotta di Chions, ristorante Adriatico, il posto giusto per festeggiare il vostro evento ad un prezzo davvero vantaggioso. Lasciati tentare dalle prelibatezze del nostro chef a base di pesce freschissimo e carne. Ristorante Adriatico e anche pizzeria. È il luogo ideale per una cena romantica, un meeting di lavoro, per il tuo pranzo di nozze. Ristorante Adriatico, un magico incontro di gusto ed emozioni, in via Cadore 10, a Villotta di Chions. In questo numero, per il basket, in Serie C Gold, Caorle, la bella playoff. In Serie D, 2 sconfitte per la Pallacanestro Portogruaro. Concordia sfiora l'impresa in gara 1 play-out di Serie B femminile. Nel volley, Portogruaro vince il campionato e si gioca la B. La pallavolo Concordia si inchina al tie break con la capolista Bissuola. Ancora vittorie per il Giudica al Portogruaro. La pallacanestro si sta approssimando alla resa dei conti. In calendario questa settimana play-off e play-out, oltre alla pool promozione di Serie D, arrivata al suo rush finale. In Serie C Gold, tra domenica e mercoledì si sono disputati i quarti di finale. Hanno passato il turno Oderzo, Jesolo e Mestre, mentre la SMEC Caorle si giocherà tutto alla bella. Dopo aver sfiorato l'impresa in gara 1 ad Arzignano, perdendo solamente i tempi supplementari, i Caorlotti si sono aggiudicati gara 2 per 62-58. Quello di mercoledì è stato un match di grande intensità, filato via costantemente punto a punto, che i gialloblu sono riusciti a far pendere dalla propria parte solamente nell'ultimo periodo, con
mostrando rispetto a gara 1 maggiore efficacia sotto le planche. Apre le danze Arzignano con 2 triple di Bordato, alle quali Caorle risponde con quelle di Talovic e Bovolenta. 2 punti di Kresnar portano avanti i litorani sul +6, 12-6 e 5-14 della prima sirena. I vicentini fermano sul nascere il tentativo di break avversario, chiudendo il periodo sotto di una lunghezza sul 18-17. Nel secondo quarto si segna col contagocce, mentre al rientro dall'intervallo lungo Arzignano prova a prendere in mano la partita, portandosi anche a condurre, ma senza mai dare l'impressione di potersene andare, tanto che alla fine sono le triple di Dallovic e Fantinato a mandare Caorle avanti di +5 sul 45-40. +11, 52-41 a 6-51 dalla sirena finale, che poi viene controllato sino alla fine nonostante il tentativo di recupero dei vicentini, i quali grazie ad una tripla di Bordato si avvicinano sino almeno 2 a 26 secondi dal termine, per poi essere ricacciati indietro da 2 tiri liberi di Bovolenta. La coach, missione compiuta, gara 2 vinta, adesso si andrà a giocarsi questa bella, ma quanto rammarico magari per non essere riusciti a portare a casa anche la gara 1? Beh sì dai, non ci guardiamo più indietro, abbiamo voluto resettare la prima gara già dall'inizio di questa, quindi ogni partita fa storia a sé, non guardiamo al passato, guardiamo già. Ci godiamo questa vittoria perché oggi veramente è stata un'altra ottima prestazione e devo veramente fare gli elogi alla squadra perché so quante difficoltà anche durante la settimana ad allenarsi e a tenere un ritmo come questo non è facile. E anche questa andrà in archivio, domenica sarà un'altra gara completamente diversa e cercheremo di far tesoro di quello che abbiamo visto nelle prime 2. Ecco, quest'oggi dove l'avete vinta? Beh, oggi rispetto alla prima gara qualche rimbalzo in più l'abbiamo preso a livello difensivo, abbiamo subito molto di più nella gara di andata, ma rimane comunque difficile contro una fisicità degli avversari che penso sia la più importante di tutto il campionato. 3 partite in 7 giorni anche in Serie D. Domenica in pool promozione Portogruaro era attesa dall'esame di Cervignano, partita da non perdere per sperare ancora nella Final Four. I Granati invece si sono inchinati per 59-56, di fatto dicendo addio virtualmente ad ogni sogno di gloria. Non è andata meglio ieri sera a Gorizia, dove non sono riusciti a ripetere la prestazione dell'andata, finendo sconfitti 75-63, ma vedendo l'ottimo esordio in Serie D del sedicenne Martin Lessing. I titoli di coda stanno dunque scorrendo per quanto riguarda una stagione del basket portoguarese positiva e dalla quale ripartire il prossimo anno con grande entusiasmo. Purtroppo secondo me la pausa pasquale ci ha fatto male. Non dico che ci siamo un po' rilassati, però abbiamo perso il ritmo che avevamo preso alla grande prima della sosta. Abbiamo avuto un approccio terrificante. Su 59 punti ne abbiamo presi 12 nei primi 2 minuti. Sul 12-0 siamo stati bravi, i ragazzi hanno reagito bene a rientrare, abbiamo portato la partita punto a punto. Però con una partenza così ad handicap fuori casa difficilmente vinci. L'infortunio a Baruzzo ci ha un po' complicato la vita da questo punto di vista perché lui si sa è il nostro metronomo, per cui giocare l'ultimo quarto senza di lui ci ha condizionato. La fatica di rincorrere ci ha veramente tolto un po' di energia in attacco e 56 punti abbiamo fatto. Adesso noi giochiamo fino alla fine, come ho sempre detto si gioca per onorare il campionato e finché la matematica non ci condanna noi giochiamo. Lo diceva il Presidente la scorsa settimana, nel girone di ritorno avevamo un bonus da sprecare e lo abbiamo sprecato subito, mettiamola così. Dobbiamo giocare per giocare. Probabilmente questa partita dopo 1 mese e mezzo, 2 mesi dove non avevamo niente da perdere, quindi giocavamo con lo spirito libero, questa partita sapendo che era fondamentale ci ha un po' rimesso nelle condizioni di
di tensione che avevamo vissuto negli scontri diretti durante l'anno. Speriamo nelle prossime di ritrovare questo spirito leggero che ci ha fatto prendere tante soddisfazioni nell'ultimo mese. Ecco. Resta il fatto che insomma, la stagione per le condizioni generali in cui ci siamo allenati è molto positiva, assolutamente positiva e da concludere nelle prossime partite nel migliore dei modi. Ecco, da concludere possiamo dire anche che è un punto di partenza dal quale fare tesoro. Ma sì, insomma, le prime squadre sono veicolo di entusiasmo per la società. Noi abbiamo fatto esordire tanti ragazzi del settore giovanile in prima squadra. Non hanno avuto grandi minuti perché la rosa dei senior è abbastanza completa, nonostante ci allenassimo insieme solo al venerdì. Molti ragazzi hanno avuto opportunità di esordire, di venire, di vedere cosa si fa e come ci si allena in una prima squadra. Per cui diciamo che abbiamo ricreato un po' il legame tra la prima squadra e quello che ci sta sotto. Questo adesso tutto quello che abbiamo messo, questo piccolo bottino, dovrà la società sfruttarlo nei prossimi mesi per ripartire poi a fine agosto con il ritrovato entusiasmo e magari con qualcosa in più su cui lavorare. Ecco. L'inizio del girone di ritorno è stato anche fatale a Casarsa, che si è inchinata nello scontro diretto con il Sokol, mentre sono ritornati al successo Sacilia, la prima affermazione in pool promozione, e Aviano, che ha liquidato Monfalcone. Matteo Consonni. Match importantissimo quello tra Aviano Basket e Monfalcone, con entrambe le squadre bisognose di punti in ottica Final Four. Allora è Maki Bomben ad aprire la partita con questa bella penetrazione, primo quarto davvero di altissimo livello per la squadra allenata da coach Dario Starnoni. Backdoor di Galli servito benissimo da Pivetta, che qui va a subire il fallo, trova anche i 2 punti. Aviano va subito oltre la doppia cifra di vantaggio con la tripla di Davide Crestane. Allora Monfalcone prova a sbloccarsi con la bomba di Tossut, ma sono 9 le lunghezze di distanza tra le due squadre. Jumper di Bomben che fissa il punteggio sul 23-14 di fine primo quarto. Cisilin con 2 punti prova a dare là la scossa di Monfalcone, che rientra fino almeno 2 grazie a un'altra tripla di Tossut. Il numero 6 chiuderà quota 19. Bomben con la tripla riporta avanti Aviano, ancora Bomben, seconda tripla consecutiva per lui, 14 già all'intervallo. Pivetta va a iscriversi alla sagra del tiro da 3 punti, lo stesso numero 22 con la finta meravigliosa a chiudere i primi 2 quarti sul 42-32 in favore della squadra di casa, che non sembra avere particolari problemi a gestire la partita. Bomba per Davide Galli. Allora Monfalcone non si dà per vinta, prova un ultimo tentativo di rimonta con Tossut fino in fondo, e con questa tripla di Bartolini, numero 20 un po' in ombra nella trasferta di Aviano. Allora Davide Galli con un'altra tripla porta Aviano a quello che è l'allungo decisivo. Assist splendido di Passador per Topan proprio sulla sirena di fine terzo quarto, 57-45 per Aviano, che nell'ultimo quarto trova davvero un gioco spumeggiante, show di Davide Galli, che trova prima il jumper, poi questa tripla su assist di Fabio Pivetta. Basket champagne per l'Aviano Basket, tripla anche per Maki Bomben, che arrotonda il suo tabellino. Lo stesso Bomben a servire l'assist per uno scatenato Davide Galli, che chiuderà quota 22. Galli per Bomben, ancora per Galli, splendido contropiede di Aviano che chiude la partita in realtà chiusa definitivamente da questa tripla del giovanissimo Pippo Botter, classe 2001. Aviano che vince con il punteggio di 78-55, 22 punti per Davide Galli, 17 per Bomben. La Polisportiva Concordia ha sfiorato l'impresa in gara 1 dei play-out di Serie B femminile.
A Sarcedo le biancorossi hanno giocato ad armi pari con le più quotate avversarie, trovandosi a 46 secondi dalla fine sul +1, 59-58, e con il possesso palla a proprio favore, che sfortunatamente è venuto meno davanti ad una difesa aggressiva avversaria, perdendo palla a metà campo e lasciando conseguentemente via libera alle cestiste di casa, che a differenza delle concordiesi rimaste a secco negli ultimi secondi si sono rivelate implacabili. Ad ogni modo, primi due parziali giocati punto a punto, all'intervallo lungo le concordiesi sono sotto di 5, a rientro dagli spogliatoi Sarcedo dilata il proprio margine presentandosi all'ultimo periodo con un vantaggio di 13 punti, 46-33, che le veneziane, trascinate da Florit, riescono a colmare mostrando carattere ed una discreta tenuta atletica, operando anche il sorpasso. Fatali, come detto, gli ultimi secondi che lasciano tanto amaro in bocca. Domenica prossima, al Pala Valerio, con inizio alle ore 18, gara 2 con l'obiettivo dichiarato di provare a raddrizzare la situazione portando la sfida alla bella. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Totaviaggi ti propone 9 giorni e 7 notti in Madagascar, in viaggio di gruppo a sole 1.490 euro. Trattamento soft all inclusive, barca gratuita per l'isola di Sakatia con escursioni e avvistamento balene. Prenotazioni entro il 30 aprile, partenza il 16 ottobre con volo da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chions in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. Ritorna a Paramaggiore Show Motors, domenica 7 maggio dalle ore 9.30 alle ore 18.30 i migliori drivers del trofeo WISP si contenderanno la vittoria nel quinto circuito cittadino di Paramaggiore. Vivi la passione, ti aspettiamo per una giornata indimenticabile. Giovedì 11 maggio alle ore 18.30, alle ore 20 e alle 23 RTA1 trasmetterà uno speciale dell'evento. Il mare nel piatto in un'oasi incantevole. A Villotta di Chions, ristorante Adriatico, il posto giusto per festeggiare il vostro evento ad un prezzo davvero vantaggioso. Lasciati tentare dalle prelibatezze del nostro chef a base di pesce freschissimo e carne. Ristorante Adriatico e anche pizzeria. È il luogo ideale per una cena romantica, un meeting di lavoro, per il tuo pranzo di nozze. Ristorante Adriatico, un magico incontro di gusto ed emozioni, in via Cadore 10, a Villotta di Chions. In
questo numero per il basket, in Serie C Gold, Caorle, la bella playoff. In Serie D, 2 sconfitte per la Pallacanestro Portogruaro. Concordia sfiora l'impresa in gara 1 play-out di Serie B femminile. Nel volley, Portogruaro vince il campionato e si gioca la B. La pallavolo Concordia si inchina al tie break con la capolista Bissuola. Ancora vittorie per il Giudica al Portogruaro. In Serie B maschile, con la prima posizione del Prato ormai da tempo acquisita, resta aperta la corsa al secondo posto utile per i play-off. In vantaggio al momento attuale c'è il Mosca Bolzano, alle spalle del quale però non molla la pallavolo Motta, che è andata a mettere a segno un importante colpo, superando a domicilio nello scontro diretto il Valsugana Padova per 3-0, restando quindi a 2 giornate dalla fine in terza posizione solitaria, a 3 punti dagli altoatesini, che hanno anche un calendario sulla carta più difficoltoso rispetto a quello dei Liventini, dovendo affrontare Valsugana e la capolista Prata. In coda alla retrocessione è andata ormai già in archivio, per il Bibione Mario da tempo rassegnato a tale verdetto è arrivata l'ennesima sconfitta proprio con Bolzano. Per i sandomantesi diventa quasi impossibile poter pensare anche ad un ripescaggio, ma ad ogni modo vi è la volontà già dichiarata dal club per la prossima stagione di acquisire i diritti sportivi da qualche squadra rinunciataria. In Serie C maschile invece il momento è sempre più magico per la pallavolo Portogruaro. I biancoverdi davanti a un Palanovise stracolmo, nello scontro al vertice con il Valsugana Padova, che per ironia della sorte il calendario ha riservato proprio all'ultima giornata, si sono imposti per 3-0 vincendo il proprio girone e volando in finale playoff per la promozione diretta in Serie B. Un traguardo storico per la pallavolo maschile portoguarese che mai era stato raggiunto sino ad ora, tanto da far già scoppiare la festa, si conquisti la Serie B o meno. Allora coach, dovevate vincere, avete vinto, primi in campionato a coronamento di una grande stagione. Sì, grandissima direi, grandissima stagione, siamo partiti un po' col freno a mano tirato, con qualche infortunio e qualche situazione non proprio ortodossa all'inizio, e poi abbiamo fatto un girone di ritorno spettacolare, 11 vittorie su 11, compresa questa contro la ex prima in classifica, quindi il primo posto ce lo prendiamo noi. Non conta molto perché comunque tutte fanno i playoff fino alla quinta, però insomma le 2 prime si scontrano e chi vince poi deciderà di andare in Serie B, insomma. Infatti è un regolamento insomma che fa un po' rabbia, se vogliamo. I regolamenti sono scritti prima dell'inizio della stagione, se ci avessero detto arrivavate primi e poi ve la giocavate avremmo fatto firma. Eravamo quintultimi o quartultimi a fine girone di andata, finiamo primi con un palazzetto strapieno, vincendo con la prima 3-0. Direi dobbiamo solo fare i complimenti a sti ragazzi. Adesso allora hai detto, hai anticipato playoff con la ZR. Esatto, dalle vostre notizie che squadra è? È una squadra che ha 2/3 giocatori di categoria superiore, quindi hanno fatto una squadra per salire. Giocheremo già da sabato, penso da noi, presumo, andata e ritorno, poi chi perde aspetta le vincenti delle altre playoff, della seconda, della terza e della quarta. Speriamo che non sia una stagione che si protrae a lungo. I ragazzi sono euforici, quindi viene facile venire in palestra. E allora ciliegina sulla torta, una grandissima prestazione. Che dire, bellissimo, un palazzetto stracolmo, tutti che fanno il tifo, tutto il settore giovanile, maschile e femminile che fa il tifo, bellissimo, non si poteva chiedere di più, tra l'altro doveva finire 3-0. Doveva finire 3-0 ed è finita 3-0, quindi meglio di così non poteva andare. Adesso è normale che siamo felici anche se il cammino non è finito. Noi abbiamo vinto il campionato, adesso poi andare in Serie B o non andare in Serie B, un traguardo che non avevo mai raggiunto, ci siamo arrivati, ecco. Comunque ciò non toglie che a questo punto bisogna provarci con tutte le forze. Assolutamente ci proveremo e ci proveremo con tutto noi stessi. E poi come andrà? Adesso veramente arrivati a questo punto come andrà in base alla vita, dai, vediamo. In Serie D turno di riposo per la pallavolo Portogruaro. Le ragazze di coach Speranza sono a 5 punti di distacco dalla zona playoff, il che ne rende arduo se non impossibile l'aggancio. Comunque vada, resta l'ottimo campionato disputato sino ad ora.
Ha giocato regolarmente, ma perdendo in casa con Treviso per 3-1, il già retrocesso San Stino. Alle Liventine manca adesso l'ultima sfida con Mogliano e poi calerà in via definitiva il sipario su questa tribolata stagione. In prima divisione non è andata bene al Concordia, lo scontro al vertice con il Bissuola è stato vinto dalla capolista per 3-2, due primi set dove le concordiesi non sono nemmeno scesi in campo e una successiva reazione caratteriale di grande spessore, sino a trascinare il match al tie break, dove l'inizio era stato pure travolgente, ma qualche errore di troppo dettato dalla frenesia di chiudere in fretta la pratica ha lasciato via libera alle mestrine che proprio in riva al Lemne hanno festeggiato il matematico ritorno in Serie D. Per Concordia adesso diventa obbligatorio non perdere alcun punto nelle prossime ultime due partite. Coach, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, un punto che fa classifica. Assolutamente sì, avevo pensato in settimana che, viste anche le condizioni in cui siamo, un punto sarebbe stato molto importante per comunque non andare sotto al Chioggia. Vista poi come è andata la partita, i primi 2 set dove non abbiamo mai giocato, le ragazze sono state bravissime, hanno fatto una gran prova di carattere e siamo riusciti a portarle al tie break. Un po' di rammarico per l'ultimo set, ma sono state comunque brave. Dispiace poi perché il Clodia poi ha posticipato la partita. Questi sono forse giochetti che hanno adottato per vedere prima i nostri risultati. Adesso noi in questa situazione qua sappiamo che abbiamo il coltello alla parte del manico, dobbiamo portare a casa 2 vittorie da 3 punti. Sono entrambe alla nostra portata, quindi degli altri a noi interessa poco, guardiamo in casa nostra e se continuiamo così l'obiettivo può essere centrato. Avete vinto al tie break qui a Concordia, era per voi la partita praticamente decisiva alla fine della conquista della matematica promozione. Ritornate in Serie D a distanza di una stagione. Sì, per noi oggi era invece fondamentale, volevamo proprio portare a casa la partita, peccato che abbiamo mollato un po' dopo il 2 set perché secondo me meritavamo proprio di portare a casa la partita 3-0, però anche questo fa parte del gioco, va bene così, sono contenta lo stesso. È una stagione comunque altisonante, possiamo dire. Sì, abbiamo avuto, molto strano, perché comunque un campionato con delle squadre di ottimo livello, anche Concordia è una squadra sempre molto fastidiosa, però sì, sapevamo questo all'inizio del campionato e il nostro obiettivo era di salire di nuovo in D e così è stato. Sì. Ecco, ultime 2 partite, come le affronterete a questo punto? Ma con la voglia di vincere lo stesso, cioè noi non vogliamo regalare niente a nessuno, cerchiamo di vincere lo stesso, sì assolutamente, di portare a termine questo campionato in modo migliore. Siamo al campo sportivo del rugby Portoguaro con il responsabile tecnico Paolo Fedrigo, parliamo di mini rugby, settore che avete sviluppato con molta passione in questi ultimi anni. Sì, è un settore che in continua evoluzione, per costruire insomma ci vuole sempre tanto tempo e lo è nei nostri obiettivi, cioè noi pensiamo sempre di partire con i piccoli per poi prepararli a diventare grandi, cioè adulti. Quando saranno adulti pensiamo che siano degli atleti formati per le loro capacità, le loro possibilità, ma sia soprattutto dei ragazzi responsabili. Uno dei vostri obiettivi di quest'anno del programma quinquennale che vi eravate dati era di riuscire a portare il rugby anche fuori da Portogruaro, quindi nelle località limitrofe. Ci state riuscendo? Purtroppo qui non riusciamo per pochi mezzi a disposizione, cioè per poter fare un allargamento nel territorio dovremmo avere molte più, a disposizione, molti più tecnici, cosa che per il momento non è possibile. Noi stiamo cercando di formare dei ragazzi, dei atleti che sono atleti giocatori, ma ci vuole un po' di tempo, insomma, questo non è possibile. A meno che non prendere degli allenatori da fuori, ma questo non è per il momento nelle nostre possibilità.
Ecco, ma era anche, diciamo, un punto del famoso programma in cui voi volevate appunto incominciare a formare anche gli allenatori in casa per avere appunto un rapporto ancora maggiore, più stretto con la città. Sì, su questo direi che quest'anno abbiamo acquisito almeno 6 ragazzi nuovi, proprio nuovi, che magari di rugby conoscono poco, ma sono predisposti per fare gli educatori. Pensiamo a continuare così per poter allargare. Per le altre località vicine noi abbiamo fatto interventi nelle scuole, cioè diffusione e conoscenza del gioco. E poi per andare lì e fare attività nel posto ci vorrà un po' di tempo ancora. Rapporto sport-scuola, so che voi siete stati molto attivi e come ogni anno a conclusione di questo percorso organizzerete una festa con le varie classi in cui avete operato. Sì, il 6-7 giugno al mattino. Qui in questo campo faremo un ritrovo di tutte le classi che hanno partecipato e che sono disponibili a venire a fare una festa qui in campo. Ecco, quindi possiamo già tracciare così una sorta di bilancio di questa stagione del rugby Portogruaro, e sicuramente da archiviare in modo positivo. Ma direi proprio di sì. Sotto tutti i punti di vista, comunque il lavoro che ci aspetta è ancora molto. Consueto punto settimanale con il judo Chiai Atena Portogruaro. Maestro Marco Dotta, sono arrivati in questo fine settimana ancora importanti affermazioni da parte dei vostri giovanissimi. Sì, domenica scorsa abbiamo gareggiato in quel di Pederobba e i nostri esordienti su 5 atleti abbiamo portato a casa 4 medaglie. E si è riconfermato Di Luca Pacco al primo posto nella categoria dei 66 kg negli esordienti A, e Curci Ludovico il secondo posto, categoria molto numerosa e quindi ha un bel da farsi anche lui. Una bellissima medaglia anche da De Micheli Giordano, secondo classificato nella categoria 55 kg, e poi anche un terzo posto di Zanco Franco Mirko e un quinto posto di Pellarin Carlo. Diciamo che è stata veramente un successo, perché su 5 atleti portare a casa 4 medaglie diciamo che era da un po' che non avveniva. Quindi un ottimo risultato. Poi appunto, come si era detto già nelle precedenti edizioni, si parla che la società vuole puntare tantissimo sui giovanissimi, quindi categoria esordienti dai 12 ai 15 anni e qui insomma stiamo lavorando bene. Cercheremo di aggregare tutto il resto del gruppo. Intanto comunque sia Pacco che Ludovico sono tra i primi 2 nella classifica regionale. Adesso attendiamo domenica prossima, lunedì 1 maggio, sull'ultima gara, di vedere che risultato hanno fatto e se riescono ad arrivare o primi o secondi, ecco, praticamente, insomma, se non succede qualcosa. A quel punto saranno convocati poi dalla rappresentativa regionale per 5 giorni di ritiro, il che è importante, insomma. Senti, un judo Chiai che si sta cercando anche di dare una struttura ancora più importante a livello societario. Sì, per quanto riguarda il discorso societario stiamo sempre cercando di parlare un po' con i genitori, con i soci, per allargare un attimino il consiglio, le basi e tutto. Noi il 22 maggio faremo l'assemblea, finisce un quadriennio e se ne aprirà un altro, vediamo con che personaggi, con chi vorrà portare poi questo judo Chiai ancora più avanti. Sarebbe fondamentale appunto che ci fosse un'adesione dei genitori, perché sarebbe un peccato che una realtà come questa portoguarese andasse verso magari un ridimensionamento. Gli impegni per portare avanti la società sono grossissimi, lo vediamo anche in altre realtà
non solo portoghesi ma anche nazionali. Io da parte mia sono praticamente 32 anni che faccio il dirigente, porto avanti e tutto, però sì, il futuro sono i giovani, il futuro è la società che deve trovare altri dirigenti con nuove idee, con nuove forze e tutto. Da parte mia l'impegno di fare il maestro, questo non ci piove. Per quanto riguarda il resto staremo a vedere.